35 arresti nei confronti di altrettanti affiliati all''ndrangheta in Lombardia sono stati effettuati dalla Guardia di Finanza di Milano dai Carabinieri del Rossi in collaborazione con la Polizia locale. Sequestrati anche beni per 2 milioni di euro. Gli arrestati sono indagati per associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, minacce, smaltimento illecito di rifiuti e spaccio di sostanze stupefacenti. L''ndrangheta gestiva anche i servizi di distribuzione della TNT, società che si occupa della consegna di pacchi e posta. Punti di riferimento i tre boss Pepe Flachi, Paolo Martino e Giuseppe Romeo. Un traffico di camion esportati illecitamente è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Genova, che ha denunciato 12 persone. Alcune società con sede in Calabria avrebbero acquistato costosi camion ricorrendo a contratti di leasing. Dopo pochi mesi di regolari pagamenti, cessavano di versare i canoni di locazione per poi esportare gli automezzi ricorrendo a documenti rubati e falsificati. Quando i camion erano ormai all'estero, sporgevano una fittizia denuncia di furto. I carabinieri di Reggio Calabria hanno arrestato 2 persone responsabili in concorso della tentata rapina al Banco di Napoli di Viale Zerbi, avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì scorso. La terza persona denunciata in concorso era stata già arrestata nell'ambito dell'operazione Reggio Sud. Le persone fermate sono Antonio Vita, 36 anni, guardia particolare giurata in servizio presso l'Istituto di Vigilanza Privato della Sicur Center, e Carmelo Foti, 32 anni, titolare di un'impresa di lavori edili. Denunciato Mariano Benito Foti, alias Mario Lone, 45 anni, pregiudicato. La Regione ha stanziato la somma di 65 milioni di euro per i lavori del terzo lotto della strada a scorrimento veloce Gallico-Gambarie. L'annuncio è stato dato dal presidente della Regione Giuseppe Scopelliti nel corso di un incontro a Santo Stefano d'Aspromonte. Ogni notte, ha detto Scopelliti, alla sua alba, e speriamo che la nostra alba sia arrivata. Con questo finanziamento ancora una volta abbiamo dimostrato con i fatti e non con le parole la nostra operatività. Un brusco calo delle temperature si è verificato nelle ultime ore in tutta la Calabria, dove il maltempo è caratterizzato dalla pioggia e dal vento forte. La pioggia sta interessando tutta la regione, anche se al momento non ci sono particolari disagi. Raffiche di vento forte vengono invece segnalate sulla costa tirrenica, temperature rigide in Sila, dove molte persone sono giunte per trascorrere il fine settimana. Si è celebrata anche quest'anno la tradizione secolare del secondo venerdì di marzo alla Santa Spina, santuario millenario che ospita una spina della corona del Cristo nel territorio di Petilia Policastro. Migliaia di fedeli hanno percorso a piedi il Sacro Monte seguendo la processione del Calvario, con in testa un fedele che, portando una grossa croce sulle spalle, ha ripercorso le stazioni della Passione di Gesù, accompagnato da 12 figuranti che rappresentavano gli Apostoli. La Nautica Alcaro di Catanzaro ha battuto di misura 71-68 l'Accademia Britannica di Campobasso nel campionato di Serie B dilettanti di basket al Palapulerà di Giovino. La squadra catanzarese ha la terza vittoria consecutiva che gli ha permesso di consolidare il 7° posto in classifica. A decidere l'incontro 2 tiri liberi messi a segno da Di Marco proprio allo scadere di una gara vibrante e indecisa fino al suono della sirena.